Vorrei iniziare così l'episodio 65 di Meteoritivo. In maniera totalmente improvvisata. Grazie. Saluto. Ciao, stai bene? Stanno con Altrettanto. che ora facciamo una bella trasmissione, ora facciamo qualche attrezzo vecchio, nuovo e via. Va bene? Radice avanti. Ciao, stai bene? Buona giornata. Ciao. Lo capivo? Ciao. Dopo i radici. L'intro è stata fatta. Sì. Boh, mi pare di sì. Come potete sentire e vedere, siamo un trio oggi. Esattamente. Qualcuno che è già stato sulle nostre frequenze, di nome Elena. Ciao. Bentornata. Bentornata. Grazie. Grazie per averci ospitato, tra Sì. l'altro. Ah, vabbè, minimo. Per chi ci vede su YouTube, siamo su una location autentica. Nota i social, dai, insomma, ne fate un po' di video. Sì, esatto. Ecco, esatto. Se passate sulla sua pagina Instagram, Da me non mi tiri in Dio comunque. se passate sulla sua pagina Instagram trovate i riferimenti, ma siamo venuti ad esplorare questa zona oggi solo Del perché Vicentino. vogliamo, esatto, zona del Vicentino, solo perché vogliamo, più precisamente, possiamo dirlo su Malo. Schio. Malo? Malo. Ma malo o qualche frazione Diciamo che poi... Maio, diciamo Maio. No, piano, cioè, attenzione. Che non ci siano patriottismi. No, No, campanilismi diciamo vari. Maio. Cioè, non è che volta a soffiare se su un altro comune che magari mi spara. Ok. Quindi siamo venuti ad esplorare il territorio veneto perché, siccome so che al nostro pubblico piace la venetità, La psicomotricità. Venetismo, Mm. no, delle nostre origini. le nostre origini, Chiamala così. abbiamo voluto portare qualcosa di più. Magari scapperà qualche parola in dialetto, anzi spero, Senz'altro, scapperà qualche spero molte più di una, perché abbiamo voluto venire qua per dimostrare il territorio ai più ignoranti, no? Poreti. No, ma ignoranti. Ignoranti! Nel senso che ignorano. No, Io ho provato a fare un po' di diplomazia, però. Per insegnare, io mi chiamo per primo, Ah beh, compagna. No, mi metto in mezzo anch'io, madonna. Quindi siamo 3 alunni che cercheranno di insegnare a chi ne sa meno di noi Esatto. di qualcosa della base Quel poco che sappiamo. della cultura del lavoro veneto, perché di base il Veneto si basa su Ruralità. ruralità e lavoro. Non suspense. Anche sì. Da Il meteoritivo dopo, si basa su meteoritivo sì. Dopo il lavoro si basa su espresso. Ma più che altro, visto che adesso si parla di ChatGPT 4.0, un futuro che non dovremmo neanche più guidare le macchine, penso, cose del genere, guarda qua da dove siamo partiti, guarda La qua. qualità. Secondo me è una roba che secondo me il mondo si dividerà in due, secondo me. Tra quei che proprio continuerà una- a fare la vita proprio come sti anni e invece quei che andrà avanti. Non so, non ho idea. Avevamo fatto un episodio nel quale ci facciamo finta di togliere la parte tecnologica. Sì. Nel senso, quanto puoi sopravvivere? Quanto ti puoi riadattare senza la facilità delle tecnologie, senza l'home banking, senza il messaggio, senza la chiamata? Che devi andare per forza al telefono fisso che hai a casa per poter Ma che a contattare casa? qualcuno. Al bar, in paese? No, vabbè, adesso No. Se vuoi chiedere a mio zio, probabilmente ha detto è quella vita fuori. che sta facendo adesso. E che ben che sta. E che ben che E sta, che è ben vero, che esatto. sta. Perché dobbiamo dire che l'ha buttato via proprio. Sì. Ha fatto una cosa, posso dire stupenda? Sì. Possiamo considerarlo un uomo libero? Sì, Sì, bravo. assolutamente. Senz'altro meno schiavo di noi? Sì. Senz'altro Io meno conosco schiavo di un noi. uomo più libero del Messia. Scappato dai reel, scappato da TikTok. È un Ma dato, dal è un dato cellulare, usato. dall'internet, dalle mail, queste robe. Sì, anche perché una volta il reel era panoccia che passea Sì, avanti, e una chiusa e una aperta, e una chiusa e una aperta. E siamo venuti qua, vabbè, partiamo da qualcosa? partiamo. Da quel che te vuoi. Beh, mi naria dalla cosa più, come si dice, esatto, da quella più iconica secondo me. Che inizia per M M e finisce per Omega. Siamo in sintonia, Che La monega, Monega. signori. Adesso
come hai fatto a spiegare a qualcuno che non vede la monega come che sei fatta, cosa che è una monega? Che non sa cosa sia, No, ovviamente. L'etimologia non la conosco. Però la forma... La forma può ricordare qualcosa. La forma, facciamo che ricorda una mandorla. Chiamiamo la Senza mandorla. guscio. Facciamo che ricorda una mandorla. Sì. Per spiegare, se notate io sono meno capace dei due ragazzi qua accanto. È l'antichità della borsa dell'acqua calda. Sì, anche del scaldaletto. Esatto. Del scaldaletto. Questo attrezzo veniva messo. Posso andare direttamente alla Sì, spiegazione? sì, sì, vai. vai. Veniva Vai messo vai con ai quattro. piedi o anche al centro? È al centro in teoria del letto. Al centro del letto con all'interno un Sì, recipiente sì. contenitore Coi bronze dentro, Esatto. le braccia. In col terracotta. bronze Esatto, per scaldare il letto. esattamente. Perché c'è da dire che tutti quanti buoni, tutti a parlare di finestre con il doppio vetro, Pavimento riscaldato. pavimento riscaldato. Come si chiama? Scaldasonno Scaldasonno. Benelli, Beghelli, non so. Non conosco la marca. Beghelli, Tanto non si fa mi pare. pubblicità. Sì, esatto. Però, scaldasonno e cos'altro c'è adesso? E lo scaldotto, Il cappotto i per i cappotti, i muri, semini sì. del ciliegio, Ah, bah, Sì. bei. perché ha il microonde, perché Ma anche la borsa d'acqua calda elettrica. A borraceta. Ecco, questo è l'antenato di tutto ciò e veniva fatto con le bronze, quindi fuoco vivo, No. non c'era fiamma, ma era Le braccia. esatto, bracci. la parte Quelle che usate per grigliare oggi. Esatto. Bravo. Se grigliate Bravo. ancora e non fate tutto con la friggitrice ad aria. No, Gavaria adesso spiegarla meglio così. e veniva posto dentro al letto appunto per scaldarsi. Ma perché? Perché una volta il vetro delle finestre era uno, se andava bene, la neve, d'inverno arrivava la neve su quel vetro, quindi può darsi che la mattina ti svegliavi con la neve ai piedi del Perché letto. una volta nevicava. Una Di volta più. ne C'era una volta volta. nevicava. Spifferi finché trovò. Sì. Probabilmente c'era anche un centimetro di spazio tra una finestra e Sì, l'altra, sì. i Ma cosi. capitava anche che magari d'estate ognuno aveva la sua stanza o comunque avevano stanze diverse. Invece d'inverno Tutti dormivano sulla tutti nella stessa. stessa per restare più caldi. Per l'effetto stalla. Bravo, Esatto. per l'effetto stalla. Sì, poteva essere sia dal naso sia dal culo. Ma Dipende. detto ciò, Cosa si fa ridere con questo? abbiamo iniziato bene con il primo attrezzo. Facciamo un altro? Ma restando zona letto, io partirei da quello che è lì davanti, sulla cesta. Scartossi. Gli scartossi vuoi Perché, passare? ok, un Bravo. conto era scaldare il letto, ma su cosa si dormiva? Esatto, su cosa si dormiva? Guarda qua. Ecco qua. No, grazie. Dai, là Chilometro l'attrezzo. zero. Guarda là, se te vuol fare due in uno. Si dormiva su questi pratici scartozzi o, chiamati in modo diverso, Cosa vuol dire scartossi? scartozzi. Vabbè, qua siamo allineati. Perché quello che verrà fra poco, come vedrete, ha due etimologie completamente diverse. Esatto. Comunque si sgarbava la panoccia in modo un po' più pratico di come Ah, sto sì. facendo io. Vai. Sì, ma abbiamo anche l'attrezzo qua in Esatto. diretta. Questo che vedete veniva Vergogna. recuperato. Sì, no, questa parte qua. Questo è Maraneo. Sì, Maraneo. Non c'entra con la Ferrari. No, Non fatevi ingannare al nome, ma Così è fuori. è il cosiddetto mais di Marano, detto Maraneo. E dove posso sgarbartela? Ah, dove c'è Ah, sì. Su un pitel qua. Dio, come partono via 200 all'ora. Veniva fatta questa pratica attività che comportava non poche vessighe sulle mani, a meno che non andavi a utilizzare lo strumento che adesso Elena vi farà vedere. E comunque Non fa rumore. No. la- Aspetta, momento SMR. Bellissimo. eccitante, Aspetta, facciamo per due. No, questo è un momento popcorn. Sì? Sì, Bravo. è quello dei popcorn. Comunque, bravo. siccome la nostra tradizione insegna che non si butta via niente, Esatto. ovviamente con la biava che sto sgarbando o si andava a fare la farina o se ce n'era in abbondanza, cosa rara all'epoca, la si dava alle pitte per darghe da mangiare, con il bottolo o torsolo, scegliete voi la pronuncia che preferite, si poteva utilizzarlo per fare delle pratiche bronze Bravo. che poi andavano sulla monega che mettevate sotto il letto e su
tantissimi di questi scartossi li potevate adagiare comodamente per una serena notte in compagnia dei sorsi, che inevitabilmente venivano a trovarvi. Diciamo che secondo me non hanno tanti problemi di acari, però. No. Sicuramente. Guarda che backstage. No, è la barbetta questa. Esatto. È il rosso che va di moda. Sì, dopo loro facevano selezione perché selezionavano quelli più Sì, quelle, bianchi. sì, quelle più bianche. Sì. Sì, Almeno qua un po' di, come si dice, un po' di premium. sì, esatto. Prima Erano scelta e comunque seconda scelta. Esatto, c'è prima scelta e seconda scelta. materassi a chilometro zero selezionati, comunque fatti a mano, nel senso. Bravo. Altro E che... a costo zero anche, tra Cosa gli c'hai altri. adesso? In memory? In memory. Sì, in memory, 1000 molle là, cos'è? Sì, Micro molle, scusa. No, quello ad acqua, come si chiama quello? Non mi ricordo più, non so. Scartofi? No, Scartofi. no, scartoffi. Dai, l'evoluzione. Boh, proseguiamo. Vai col prossimo. Proseguiamo un po', beh, intanto. O se no vogliamo rimanere in zona notte col pratico Pitaro da... Ah sì, vai è del chiaro. Pitaro. Abbiamo anche il vaso da notte, che Bellissimo. regava da chissà quanti anni. Che regava. Questo per evitarvi di andare in bagno che 9 su 10 era congelato. No, che Sì. 9 su 10 il bagno O non non c'era. Giusto? Quindi andare fuori o del campo. era fuori. Cioè, c'era la busa. Bravissimo. Attenzione che però questa cosa della busa sembra passata, roba di 100 anni fa. Conosco gente anche fino a 40 anni fa aveva il bagno fuori, Ma anche Sì. meno, no? ma letteralmente fuori casa. Mio nonno aveva la busa fino a una quindicina d'anni fa. Ecco. Ma anche i miei amici magari hanno la casa in montagna, hanno ancora il buso fuori, perché magari sono malghe talmente Sì. vecchie che Sì, sono dove degli erano anni. carico, scarico acqua, Esatto. monate varie. Sì. Sì. E ti fa strano, ti dici, cavolo, ti sembra quasi l'experience, capito? A contatto con la natura. Diciamo, per il B1 è ancora facile, il B2 magari diventa un po' più pesante. Cambiano Io sono i arrivata con livelli. calma comunque. Non volevo essere troppo... Troppo volgare. Pratico vaso a notte, dopo una volta pieno la mattina potete buttarlo goliardicamente fuori dalla finestra. Sì. Bravo. E dopo chiaramente collegato a Collegato Esatto. quello strumentopolo lì. lo strumentopolo misterioso. al vostro angolo beauty del Esatto. 1800. Il vostro angolo beauty direttamente dal 1800. Esatto, adesso non si vede tanto, però praticamente è il lavandino dei stiani antichi, addirittura che lega il specchio, lo specchio per ammirarsi. Come mi sgarba anche a questo. Vai. Buon lavoro. Antistress. E niente, sotto c'era la brocca dell'acqua, così vi potevate lavare le mani, eccetera, e qua di solito si appoggiavano sotto appunto a... Sugarman. Esatto, si metteva il asciugamano. A me ricorda un sacco la scena, avete visto il ragazzo di campagna di Pozzetto? Sì. A inizio film, quando deve lavarsi la faccia, che praticamente va sul contenitore, lo spacca e fa Armaduc! Perché appena prima c'è la scena di lui che apre il balcone, ma non c'ha il vetro della finestra, quindi proprio lo apre così. Fa direttamente Sì, in mezzo. Bella sta parte qua, della mancanza di tante robe base che dai per scontato adesso. Beh, guarda, io quando andavo a scout, mi ricordo facevamo il campo estivo, eccetera. Allora, tornare a casa, iniziavi a apprezzare anche le piccole cose come un muro. Wow, che bello! Tutto quello che ti era mancato lo apprezzavi. Sì. È vero. Sì, perché dovevi accontentarti che i vestiti messi a stendere qua. Sì. I calzini usati 3 volte gli stessi. Quando ti andava bene. Quando andava bene, esatto. Mamma. Bene, vogliamo passare a un altro? Comunque davvero è molto antistress, piuttosto che fa corsi di yoga o altro, non deve solo una mastea de panocci da sgarbare. Soffocate la vostra rabbia per le 8 Esatto. ore in ufficio sgarbando un po' di panocci. Il prossimo investimento in meteoritivo è un campo di mais. Sì, il campo del Biava, esatto. Campo di Biava. Dopo qua abbiamo Taiapa. Taiapan. Non so se abbia un nome specifico, perché te sai Ma che... taglia pan o taglia poenta? O entrambi? O vale per sempre sentito pan. tutto? Taglia pan, ok. Però secondo me se taglia il pan, taglia anche la Sì. polenta. Ha una forma un po' violinica. Sì, Così. come dite, Ho già espresso. pensa alla forma di una chitarra, tipo, secondo me. Esatto, Solo- è chitarra, brava. Esatto, un panaro a forma di chitarra praticamente, e sopra c'è un corteo che si attacca alla punta. E facciamo un momento SMR? Vai. No!
Valido. Ormai con tutti quanti. Visto che... Beh, se vogliamo parlare di ASMR abbiamo qua. Questa. Ah sì, questa è una chicca, eh. Questa è per le attività ludiche, secondo me. Sì. Nel tempo libero. Esatto. Adesso ricordarsi, questo è un richiamo per uccelli, però non mi ricordo mia. Perché Poi- Per i, Pa- per i passeri per in i italiano. passeri, passeri, esatto. Però sì. è stato presentato con un altro nome. Sì. Sì. Adesso Ma sono figurarsi. sincero, non mi ricordo neanche come lo diciamo noi. Perché mi viene sweet, ma è civete, non c'entra niente. No. È proprio per i. Passo. Passo, basta. magari non si possono neanche più cacciare adesso. Dettagli. Sono diventati estinti. Sono estinti. Sono Facciamo estinti. sentire Vai. questo richiamo. Capito? Un'altra volta. Un'altra volta. Ancora. Preparatevi. Vieni guarda chi arriva. Una farfalla. Sembra un stormo di... Sì, infatti. Ma è una puntata ASMR. Sì, bello. Allora, lo richiamo. Una cosa che quando me l'ha raccontato mio papà avevo detto, ma sì, cioè, da par davvero, però finta. Questo era il trapano di sti anni. Mi sarò convinta fosse un cavatappi, come ho mostrato. Perché no, devi avere bottiglie col collo largo. Sì, infatti. No, sono andati, sembra un. E invece il trapano di sti anni. E a ma? Cos'era la punta? Qua, cos'è la punta? E si girava a ma? E ho detto, ma quando te mettevi 2 anni per fare Sì? un buso, no? E fa, no. Si metteva pochissimo, andava benissimo. E... Boh, sarà Beh. che si abitua a vedere robe tecnologiche. Ma neanche avere una roba. Nel legno, nel nel legno. Punto 1. E punto 2, anni fa il cemento. Non è che eri Skype a armarlo. Cioè, Ecco, però veramente che ho visto sta roba ho detto, bah, se si fora come un perro. No, Al massimo dove c'era una protuberanza, pendevi qualcosa. Esatto. Se proprio sì, provi. diciamo che non c'erano neanche secondo me di questa cosa di mettere 25.000 quadri, No. cose, eccetera. Cioè, mi segue. Roba in più, via. il minimo indispensabile. Esatto. E a proposito di cose appese, qua abbiamo un parterre di, Esatto. di Allora, aspetta attrezzatura. che vediamo se riesco a farmi No, male. io partirei dal sostegno comunque. Cioè, tutto, Dal tutto sostegno. dove è Ah, sì. appoggiato. Ah, sì, intanto- che magari hanno nomi anche diversi. Perché non è una scala. No, è Sky 8. Ecco, Ecco, da noi è Sky a Mussat. No, Sky 8. scam- Sky a Mussat. Poi abbiamo, caratterizzata dalle tipiche 3 gambe. esatto, Esatto. una Nado Sì. e una Tri. Questa se proprio i DP non sa neanche cosa No. che sia Sky. Credo che più di un centinaio di persone si siano ammazzate su questa scala, Sì, beh, salendo e presumo scendendo. proprio di Sì. sì. Secondo me partiamo dal bigolaro. Il È bigolaro. il bigolaro. Questo, Vamos. questo è il bigolaro da tavolo. Sì. Fonti mi dicono che ha minimo 100 anni. Beh. Quindi diciamo aspetta che mi senza su. Perché qua Scusa la mano. non sembra mia, ma pesa. Cioè, Parlato esatto. di 100 anni ce li ha tutti. Esatto, no, perché bisogna tenere le cose originali. Esatto. Allora, praticamente come funzionava? Intanto si metteva sopra il tavolo, qua si metteva la parte dove c'è appunto dove si estraevano i bigoli, si metteva nella parte in fondo della tavola. Mamma quanto sono brava a spiegare. Perché siamo attratti da questa cosa Sì, che ci ma- distrae. Allora, adesso vediamo. Mi dispiace perché ci sta solo ascoltando, ma andate a vedere il video su YouTube. Sì. Tra l'altro, sì. comunque, come avete intuito, bigolaro in questo caso è direttamente collegato alla parola bigoli. Quindi era Esatto. uno strumento per far la pasta. La pasta. Praticamente si faceva tutto l'impasto della pasta, eccetera, poi si metteva la pasta dentro qua. Ok, tipo, come si dice, un tubo con in fondo la formina specie per di fare passina, il per- bigolo, passina. esatto, esattamente. Si metteva la pasta dentro, dopo si riposizionava. L'attrezzo. Tendresea. Esatto. E si andava a schiacciare. E dopo girando con molta calma. Esercitava della pressione Esatto. sull'impasto tale da
da far uscire Dagli una forma i bigoli, quello che dei cos'era la forma. non è uno spaghetto, perché è molto più grosso. No, sì. Il bigoli, sì. Il bigolo è a sé stante il bigolo. Non so neanche da dove è Ma originario. beh, il bigoli in salsa da qua, penso. Sì, vabbè, ma avrà un No, beh, la paese- nostra ricetta, sì. Vabbè, la pasta in generale, penso. Sì, ma penso siano veneti i bigoli. Sono veneti sicuramente, ma mi piacerebbe sapere la città La città proprio, in cui sono natia. nati. Per piacere scrivetelo da qualche parte. Ecco. E Altro giro, altra corsa. facciamo Per anche Elena che palestra. fa la valletta. la maratona. Esatto. La- Maria. E Adesso, uno. E uno. beh, poi la falsa, Eh. detta O anche faldin. falce. Almeno falsin. In legno ancora originale. Sì, perché c'è chi si è voluto, è passato E ho la versione in ferro. al metallo premium. Esatto. Che non è quella dei Aspetta, film dove non, vedete non voleria decapitare qualche... The Reaper, l'assassinatore o questa Ecco. No, questa veniva utilizzata proprio per tagliare l'erba. Cos'è questo? Il coaro. C'è una canzone in dialetto veneto che dice che il coaro è un corno di bue vuoto dove inserire la pietra per affilare la Per falce. affilare la falce. Coaro. Bene. Questo è, A Piera. esatto, la piera per affilare la La falce. lama. Vuoi facciamo SMR anche qua? Aspetta, Arrivo. aspetta. Arrivo. Adesso lo farò sicuramente nel modo sbagliato. Allora, fonti certe ci dicono che una volta o si sputava sulla piera, sulla sasso, sulla pietra, oppure si potevano mettere le proprie urine dentro il corno di bue vuoto. Per poter così tocciare la Piera. Esatto, per tocciare la piera. Deve essere sempre umida. E dopo, capito? Boh. Affilare la vostra lama per il foraggio del giorno. Esattamente. Sì, per poter lavorare più velocemente a segare l'erba. Una volta foraggiato era il caso di restearlo, Sì. Bravo. visto E che, abbiamo anche quello, no? visto che lei in parte. Tutte qua dai Brecane. Sì. Come usare attaccare adesso? Rovescio. Esatto. Eccolo Là, là. fermo lì. Il rastello. A me sai cosa? Oddio! Pian pian, Una pian. cosa che mi stupisce sempre è che una volta praticamente penso che la maggior parte delle cose si arrangiavano a farsele. Sì. Adesso, cioè, se devo prendere un rastello, cioè, non mi passa neanche per l'anticamera del cervello di andare a comprarlo. Cioè, no, di farlo. costruirtelo. Ah, Sì, di costruirlo? esatto. Perché dico, cioè, una cosa che mi sono sempre chiesta, come facevano una volta ad avere tutti sti attrezzi, tutte ste robe, eccetera, Sì, fe. e si faceva senza appunto comprarle, diciamo. Se prende il rastrello, ma anche a scopa Le saggine. del Sì. cosciorin. Ecco qua. Io l'ho sempre chiamata la squadra befana. Sì. La scopa, quella di Stiani con i rametti. Noi si chiama le mie rametti. Col sorino o col, Sì. o col sorgato, Vabbè, sì. dipende. Esatto. E sciorin Pensate. dopo si usa anche da mettere sulla soffitta Sì. per fare essiccare in base a quello E quel che te c'è su, i fasioi solitamente. Oppure io sapevo anche del bacco da seta, Sì, Sì. anche quelli. che quello lo mettevi a essiccare. E a Malio c'erano tanti, come si chiamano? Filande. Filande. Tantissime Filande. filande. È quella dove lavoro io. Ecco. E quella, dopo qua- è quella pratica gogna che Pippo ha in mano. Vuoi passarmi? Certo. Così non gli è pieni. Vai, per fortuna. Pensate si sarà pieno. Serie molto forte. Perché una volta non è che c'era il caseificio, il bar che vi faceva il macchiato. No, aspetta che... Maria! Una volta il latte bisogna andare a prenderselo. Ragazzi, non serve la palestra. Basta vivere come stiani per andare in palestra. Aspetta. Eccolo, adesso sei libero. Oh, là. Ma sai che pesa comunque meno del mio zaino di scuola dell'epoca? Però diciamo che sono vuoti, Però è comodo. Ma manca un po' cogliossi. Vabbè, come diceva poco fa tuo zio, com'era? Vanno piangendo. Vanno piangendo e tornano
in No. un'altra maniera. Mi sa che tornavano. No, vanno gridando e tornano piangendo. Esatto. Ah, sì. Perché l'andata sono vuoti, fanno quel rumore Sì, metallico. questo qua. Aspetta che spieghiamo. Esatto. E invece al ritorno, pieni di latte o di acqua, a seconda di quello che si caricava, il manico ci colava. Sì, e piangevi anche te. Sì. E piangevi anche te, esatto. Se fosse esatto quello là. Diciamo che, beh, a meno che non te lo tenevi un po' su, però secondo me. Che poi ha detto, no, si faceva a piedi o anche In bicicletta. O in bicicletta. Chi che aveva Sì, bicicletta? ma dovevi gonfiare a 10 atmosfere le gomme. Sì. Questo finché non sono arrivati tecnologici mezzi come quello alle spalle di Elena, Esatto. Questo siamo avanti, che ragazzi. permettevano di ottimizzare il trasporto. Detto anche e Fietta. Fiat Agri. Abbiamo comunque qua le pannocchie. L'esposizione. Esatto, Esatto. l'esposizione. I giovelli. Io adoro questo qui perché come clacson è la cucaraccia. È una roba che... Che tra l'altro, attenzione, non è che una volta si chiamava il trattore, una volta era la macchina. Ah, sì, Esatto. Perché con la macchina facevi tutto. Quando poi sono arrivate le automobili erano vetture. bravo. Esatto. Se avete ancora la fortuna di avere i vostri nonni e gli dite la macchina, vi diranno il trattore. Sì, si girano. Come Sì, dire, sì. Dov'è? No, comprare una macchina nuova. Dov'è? Ah, ma è una vettura che ha là, non una macchina. Sì, come per l'elicottero, no? Eh sì. Che veniva utilizzato un'altra parola. Ogni volta mi prendo. Dio, questa non mi sovviene. Voilà. Ricomponiamo il nostro set. Bene. Cosa ci rimane ancora da illustrare al gentile pubblico? Abbiamo là Beh, davanti quelle- qualcosa. A parte, Queste- a parte questo scarniel. Questa era una tortiera. Ok, e io ho buttato dentro la biava per fare i Ah, beh, popcorn. beh, ma... Comunque vedete. Buon tutto. Dopo la mettiamo sulle bronze e facciamo i popcorn. Ma penso che prendesse anche la forma del fondo? O Sì, non sì, c'entra sì, niente? lasciava anche, cioè, praticamente c'è la tortiera che nel fondo ha tipo anche delle incisioni, no? Sì. E quindi comunque l'impasto prendeva un po' la forma di quello che era inciso alla fine. Io ho questo qui che è un altro strumento millenario, giusto? Sì? Che devo fare molta attenzione. Con delicatezza. Però l'utilità bisogna che la spiegate voi. Guarda, qua è dove si mettevano dentro le bronze, Anche effettivamente, da mettere monega? sotto la monega, Per la esatto. monega. Ah. Questo è proprio il contenitore Ufficiale. ufficiale. Che poi tu sì, questo è talmente, cioè, come si dice, noi altri magari parliamo in dialetto così, però quando te vedi ste robe qua e te senti, adesso non si dice, spero nessuno si offenda, te senti i vecchi Ok. parlare di queste robe, ti dici, ma cosa che tu detto, che roba sea, eccetera, e ti dici, ma io non so mia dialetto. In confronto no. Dico, bro. In confronto no. In confronto no. In confronto è vero, abbiamo perso tantissimo e si perderà sempre di più, Sì. secondo me. Ma ti ho detto, secondo me non totalmente. Secondo me. Sì. No, Tere. Mi ha mescolato, io non so un dialetto pulito. no, vabbè, Come dicevamo però- nella scorsa puntata, Esatto. salti fuori a Treviso c'è una cosa, a Terzo ce n'è sì, un'altra. sì. sì. E parliamo di 20 km di distanza. Non puoi cambiare molto. Beh, abbiamo qua davanti Zua. Se vuoi esplicare. No, la Dio, maniera. questo... Ah, ok. Aspetta che mi vedo di alzare. No, allora, questo non saprei. No, No, questo questo non boh. saprei neanche io, è talmente. Questo sembra un po' un portacanne, ma no, perché no? Non- Canne da pesca, da pesca, Sì, da pesca. Questo purtroppo no, dovrei chiederlo. Vabbè, questo era un pratico... Vabbè, questa è una piccola falce. Sì. Sì. E questa è una pratica corteazza per andare, andare a fare un po' Rambo in mezzo alle brecane. Sempre per i DPI. Sì. Sì, esatto, sì, Simona. Questo pensa, la prima cosa che mi è venuta in mente a me, talmente così che sono, insomma, avrei detto prendi il telefono, inquadralo con Google Lens e chiedi che cos'è. Penso che neanche Google Lens possa... Allora, quello che sono sicura, non vorrei dire una cavolata, da quello che mi ricordo, sì, pianta dentro la terra fino a Sì. qua circa, così sta stabile. In teoria, se non sbaglio, serviva per, non so se avevi tipo la falce un po', come si dice, Imberlata. Imberlata. esatto,
Pensate se Berlato viene fuori da Imberlato. Non l'abbiamo detto noi. Non l'abbiamo detto noi. Vabbè, e dopo ti serviva come base per rimetterla dritta, insomma, rimetterla in sesto. Ma il perché dei due anelli? E secondo me, perché se ne hai solo uno, magari balla. Se sono due, Ah, credo che sia per tenerla più stabile, tipo. Posizione. può essere. Può essere. Abbiamo avanzato una teoria per la quale ci prenderemo parole oppure Esatto. Esatto. Beh, ma è l'importante, come si dice, è il... partecipare. Esatto. Crederci. Esatto. No, la curiosità comunque, nel senso che siamo comunque tutti consapevoli Beh, che sì, madonna. sicuramente che abbiamo detto castroneria. Aspetta che io li metto sul posto. Sì, va. Però ecco, è il momento giusto per scrivere nei commenti, se ci guardate da YouTube, magari le Anche robe Spotify giuste. si può commentare. Sì, Ecco, è vero. sì, Ecco, anche su Spotify dire anche il vostro sapere, il vostro, quel che sapevi Consultare. altri. Ma sì, buon tutto. Sì, sì. Ma poi abbiamo Non un'altra abbiamo via niente. caliera, no? Sì, un paio di caliere. quelle- Le corde, quelle di una volta, quelle catene con... Abbiamo un tagliafieno. Sì, uno strumento Abbiamo un così. tagliafieno. Abbiamo imparato oggi la sua utilità. Abbiamo imparato poco fa cosa serviva e come veniva utilizzato. Questi sono tutti fatti. Tipo. e poi scagno. Sì, E- bravo. E come si dice? Scagnette. Sì, Scagnette. la Sgabello. seduta per eccellenza. Ah sì, Eh per sì. fare tutti i lavori. Per far tutti Qualsiasi roba. mistieri, non lavori. Mistieri. Bravo, bravo. Dopo mi hanno detto, ha sempre detto, il Scagnis era comodo, a modo suo, perché avendo appunto 3 gambe, per forza stava dritto, per forza stava in sesto, perché in qualsiasi posto che te sei in mezzo al campo, eccetera, te stavi dritto bene o male in qualche modo. Però pensate, cioè nel senso, sai che roba che ti dici, no, magari che aveva poca possibilità di studiare e tutto, però non c'era mia semi. C'era Cioè, molta più inventiva. Sì, Sì. Era il pratico, la Sì. sua purezza. esatto. Non avevi bisogno di quello, buon creato, fatto, Sì. utilizzato per 1000 mestieri, perché Sì. andasse dal mungere a sgarbare panocce A tutto, sì, sì. e ti tornava utile, perché Sì. qua non c'è niente Però di... ecco, una roba che adesso guardando dico, sta roba qua che avrà quasi 100 anni e sei ancora qua, se te le sistemi, ti puoi ancora adoperarle. Funzionano ancora. Brava. Funzionano ancora. Pensate e scalda sonno, la vaschetta di acqua calda, sta roba qua, te vedi, sai che sdrio, Per assurdo, esatto, oltre che consumarsi, per assurdo è sempre utilizzabile, perché il fuoco Sì. ce l'hai... cioè anche il tagliapane così, se lo riaffili, lo sistemi, eccetera, puoi usarlo? Cioè, magari invece il coltello che ha il manego in plastica, e dopo un tot va. Lo butti via E va. È la differenza tra un mondo che è andato verso un consumismo Mhm. e un forte ricambio e un mondo che faceva le cose per farle durare. Ma infatti io ho pensato, Bravo. no? E adesso noi abbiamo queste cose date dai nonni, genitori, zii, eccetera, ma noi, ai nostri posteri, se Dio vuole, Cosa lasceremo? esatto, cosa gasso? Il telefono? L'iPhone ultra obsoleto. Sì, non so se riuscirà neanche ad adoperarle queste robe. Ma il discorso... Questo filmato, Ecco, sì. Esatto. Questo è un reportage questo storico. diario di viaggio. Perché anche ti dici, la macchina che comunque anche quella la dura quanto che dura. Sto trattore qua, vabbè, non te mia. Varrà Però fa il 60 suo, anni. esatto. Te ripara, te torna a correre. Varrà 60 anni. Ecco, adesso sì, è tutta una roba che, anche tipo i mobili, no? Sì. Mico ancora mobili vecchi, stravecchi. Ma sono ancora buoni, sono ancora intieri, sono ancora fissi come che si dice, no? Adesso magari con i mobili nuovi, eccetera. Di una nota compagnia svedese che non citeremo. Tempo poco e Sì. sgraffo e quello e l'altro st'altro e senti che cigola. Sì, poi veniva utilizzato legno, Sì. legno che puoi grattare e ridipingere. Adesso c'è... Ma veniva vestito. anche trattato e mantenuto in modo che durasse. Sì. Adesso te ne freghi.
Sì, magari perché ti dice vabbè, Per il quel che mobile, costa, in c'è un esatto, altro. il mobile è costato poco, ne prendo un altro, però appunto cioè cosa gas cioè niente non gas Hai fatto una ai domanda poster. Mm. Ci hai Adesso, demoralizzato. adesso non dormiremo la notte Ah, no, pensando a cioè, nel cosa senso- lasceremo a chi verrà dopo di noi. Ah, per carità, però sì, che No, roba ma proprio. è bella, è forte, eh. Ma Sì. più che altro perché è una responsabilità che, tra virgolette, cade sulla nostra generazione. Mhm. Nel senso, i nostri nonni, quando avevano la nostra età, i loro nonni utilizzavano queste cose e prima ancora le utilizzavano ancora. Sì. Noi siamo quelli che invece abbiamo i nostri nonni che ci parlano di queste cose, però abbiamo il telefono e tutte le mille tecnologie di oggi. E quindi come riusciremo a equilibrarci tra questo e quello? Come riusciremo a dar valore al nostro passato e a difenderlo, pur comunque dovendo restare al passo coi tempi per non essere tagliati fuori, tra virgolette? Sì, mi piace Bello. come spunto di Oh. riflessione. Ho intrippato tutti Sì. adesso. Però tante volte ho pensato, no, tipo anche magari mio nonno ha sempre fatto contadino, eccetera. E, nel non aver niente, parlo economicamente, eccetera, e comunque è riuscito a lasciare ai posteri, come penso tutti quanti, i nonni che gassa, Sì. magari i campi, eccetera, no? E adesso che magari fai fatica a comprarti una casa, sei in affitto, eccetera. Però comunque te hai il telefono, non so se la povertà è diversa. Cioè, paradossalmente, una volta, come dice, una volta non aveva niente sarà più ricchi di adesso, di quei che magari ha macchina telefono e questo e l'altro, 25.000 armari, eccetera. Di quei poche robe via tutti. Mm. Sì. È perché forse vogliamo stare in 1000 campi, non il campo fisico, Sì. e occupare 1000 attività, Mm. in È vero. realtà non ne facciamo neanche una concretamente. Quella volta era questa e di questa quel poco che c'era fatta bene. Ma infatti una cosa che ho pensato tempo fa, ho detto, pensati una volta, adesso vabbè, nasci, vai alla scuola, pensa cosa vuoi fare da grande e hai 25.000 possibilità e allora vai a fare, non so, o CFP o l'ITIS, liceo, eccetera, e dopo o vai a lavorare o all'università e dopo pensa... E sei esente anche, cioè mi ricordo i medici, aveva anche un certo, come si dice, un certo, ti fa venire l'ansia, no? Certo. Perché, oddio, devi scegliere cosa fare nella tua vita, tu madonna, non so neanche cosa so, vabbè. Vieni allo psicologo per interrogarti, per dirti tu andrai a fare questo cammino. Sì, infatti. Quando in realtà intanto bisogna riacciapparsi molto più a leggera perché guardandomi in giro dico ma il ne ha messo tanta pressione per niente, nel senso veramente. E dopo anche il fatto che una volta cosa vuoi fare da grande? Non so neanche se esisteva come domanda. Allora, una volta c'era molta meno scelta. Esatto, cioè non so se appunto essendo che c'era meno scelta avevi anche meno pare mentali. È il paradosso non so. della scelta questo, Sì. Più scelta hai, più difficile è scegliere. Bravo. Una volta, oggettivamente, abbiamo tutti quanti, che siamo verso Vicenza, verso Treviso, che sia, è inutile negarlo, abbiamo tutti un passato rurale. Mm-hmm. E quindi... Ricordate che tuo padre aveva le bestie. No, mi ricorda che mio padre non aveva il bagno in casa. Sì, è un compagno. Punto. E questo ci porta però a venire fuori da un mondo in cui non c'era la scelta, e quindi eri, tra virgolette, obbligato, ma il fatto di non doverci pensare forse ti portava non a accontentarti di quello che avevi, ma di vivertelo meglio e di cercare il modo di migliorartelo. Sì. E ti liberava una parte di mente, ecco. E ti liberava una gran parte di mente. Il fatto che tante volte magari abbiamo dei dissapori con le altre generazioni perché io ho fatto questo partito, sa questo e questo, e magari noi contestiamo il fatto che non è stato fatto propriamente bene, che sì, ci può stare, perché una volta magari c'era questa frenesia del fare perché non c'era, ma non comprendiamo l'altra parte che appunto non c'era. Sì. Noi siamo nati e arrivati trovando pronto e ci siamo lamentati del fatto che era pronto male, invece chi era prima di noi è nato non avendo niente. Sì, e per loro quel pronto era... E per loro quel pronto era guarda cosa sono riuscito a fare. Esatto. E vedersi arrivare 30-40 anni dopo un pischello che ti dice ma che merda hai fatto, ti girano i cosiddetti. Effettivamente. Quindi ritorneremo a un'idea, vecchia idea di Meteoritivo, che ci sarà sempre un ritornare a qualcosa sì.
è già successo, è già passato. È già successo. Dopo, Si ragazzi, spende. non lo auguro a nessuno, ma un bel problema col campo magnetico che avvolge il pianeta Terra ci farà tornare a utilizzare questo. Vabbè. Esatto, però. Un Blackout. bel Però- blackout totale. Esatto. Beh, quando è stato il blackout in Spagna, mi sembra. Quest'estate. Hai visto Ah, un'impennata nella richiesta di parole? Questo è il sogno della luce. Esattamente. Definitivo. Il nuovo gadget di Meteoritivo. Ho iniziato a stampare in 3D le candele. Perfetto. Guarda, Quindi guarda. preparatevi per quello che verrà. Esatto. Noi andiamo a farci popcorn Sì. Vi salutiamo. sulla tortiera, ma non Dopo importa. questo ragionamento Molto di profondo, Sì. profondo. Dopo questi momenti profondi, esatto, andiamo a Disnar, no, Disnar e cena, andiamo a pranzare. Dopo sarà il momento di dire qualche preghiera. Verso sera un vespro. un bel vespro. E quando arriva sera tutti a letto perché illuminazione pubblica non ce n'è, quindi meglio stare, Se vai in letto, meglio starsela dentro casa. E su questa futuristica notizia, Meteoritivo vi saluta. Ringraziamo Elena. chiaramente. Grazie ancora, mille grazie a per voi. averci Tutti- ospitato e aver messo tutti a i disposizione tag tutto. sotto. Esatto. Sì, beh, questo parterre di attrezzatura. Trovate gli hashtag e i tag sotto nei commenti. Il solito, link in bio. E niente, alla prossima avventura. Ciao ciao. Ciao.